Procede al galoppo Zai e non solo per favore di metafora, visto che oggi era a Fiera Cavalli per presentare il progetto della Via delle Prealpi, 12 itinerari con tanto di app per esplorare il Veneto a cavallo. Archiviati ma non del tutto gli entusiasmi per l'esito referendario, il governatore ha appena costituito una consulta di 34 esperti in supporto della delegazione regionale che andrà a negoziare con lo Stato. La prima convocazione è già in agenda per il 3 novembre. Venerdì 3 faccio insediare la consulta, cioè tutti i detentori di interesse del territorio. So che già i detentori di interesse, quindi le diverse realtà, associazioni, vengono audite dal Consiglio regionale, quindi dalla Commissione. Penso che verosimilmente noi siamo pronti col contratto da sottoporre a Roma nel giro di 15 giorni. Non lo preoccupano i tempi di Roma, che potrebbero essere ben diversi dalla tabella di marcia veneta. Noi rispettiamo tutti, però la loro libertà finisce dove inizia la nostra. Giorni caldi anche nei corridoi della Lega con il caos creato dall'iniziativa di Zaia per rendere la regione a statuto speciale. Bocciato a parole da Maroni e liquidato velocemente da Salvini, il disegno di legge è un impegno morale per me, ripete continuamente il presidente. Chi troppo vuole nulla stringe, il governatore tiene comunque ben separate le due questioni, da una parte le trattative con lo Stato per ottenere 23 competenze, dall'altra invece il capitolo dello Statuto Veneto. Un atto dovuto, perché in Veneto questa istanza c'è sempre stata, non c'entra nulla con la trattativa, quindi Lazzaroni, tutti quelli che hanno voluto far pensare che c'entrasse con la trattativa, ma ricordo anche che non è incostituzionale perché è una modifica della Costituzione e quindi poco di buono anche tutti quelli che dicono che non sta in piedi.